malattie combo sono sempre più diffuse. Ciò significa maggiore tossicità, significa maggiori costi, ma anche migliori performance. Sicuramente maggiori costi, e questo è un problema che in un sistema universalistico come quello italiano va affrontato e potenzialmente risolto. Significa sicuramente avere maggiore efficacia, una riduzione dei pazienti che non rispondono in fase iniziale di terapia. Con le monoterapie e con gli inibitori della tirosinkinasi abbiamo un classico 30% dei casi che possiamo recuperare anche dai bracci di controllo degli studi attuali. Con le nuove combinazioni di inibitori della tirosinkinasi e di monoterapia questa quota si è ridotta agli studi clinici intorno al 5%, possiamo ipotizzare un 10% in pratica clinica quotidiana, dove la selezione è più bassa ovviamente. Significa però anche sì, effettivamente un aumento delle tossicità. Torniamo un po' al discorso del team multidisciplinare e alla necessità naturalmente di non aver paura di interfacciarsi con colleghi che gestiscono altri problemi e non di accentrare il problema. Quello che abbiamo visto nei monoconjugati su cui stiamo lavorando è la necessità di chiamarli in fase precoce per due motivi. Ci possono dare il suggerimento banale che può essere aspetta un secondo prima di riprendere la terapia perché vediamo maturare l'effetto collaterale, o addirittura prevenirlo, e nello stesso tempo io alfabetizzo il collega su una patologia che fino adesso ha visto soltanto in maniera marginale, perché chiaramente anche nel momento in cui io chiedo a un dermatologo, a un oculista, a un endocrinologo di collaborare, devo dargli modo di farsi un'esperienza della patologia che fino a quel momento non ha trattato. Quindi sicuramente un aumento dei costi, un aumento della tossicità, ma a fronte di un rapporto costo-beneficio in termini di sopravvivenza e controllo di malattia che è sicuramente ampiamente pagante.